diretta, io sono preciso, ho preso i fogli che erano salvati, che me l'hanno salvato. Questi sono i test che ho fatto ieri. Allora, queste sono la data che qui ho pagato 30 euro, qui ho pagato 30 euro, andiamo a vedere un qui è la data, H, giorno 4/1/2000, significa passando ieri mi ho fatto questo cosa a nome di Puzzangara Patrizio e questo è il risultato finale. Il tampone rapido su card antigene Covid-19. Insomma, questo risultato negativo. Sempre delle 4/1/2021, per delucidare qualcuno che mi rompe le palle, paese. Questo è il mio nome. Me l'ho fatto per precauzione. Il tampone. Giustamente ho pagato 30 euro che l'ASP mi ha voluto fare il tampone, perché effettivamente ho detto alla persona con cui ho avuto contatto, la persona doveva dichiarare lui con cui ha avuto contatto, però gli dicevo io, se i 100 che lui ha contattato, i 150, è meglio che i 150 diciamo lo facevamo noi a dichiararlo e loro dovevano fare il tampone. Il mio casino, il mio bordello è stato che effettivamente quando noi arriviamo che sappiamo con chi abbiamo avuto contatto e sappiamo che la persona è positiva, uno si allerta a fare il tampone. Il tampone deve essere gratuito. Io mi abbatto con il tampone deve essere gratuito. Dopo per la mia cosa, il tampone è una cosa personale mia, per mia famiglia e per mia cosa. Questo è il risultato negativo per Covid-19, quello di il tampone che ho fatto. Non significa che io magari ero infettato di qua, l'ho fatto e già sono questi il quinto tampone che io ho fatto per la salvaguardia. Questa era una dimostrazione, vigna a renderetta, perché ci sono gente che parlano assai, gente che parlano assai e magari mi rompono le palle di quelle che spargono la voce, ma io non mi vergognerei se uno è da, perché intanto sono sempre isolato di qua, non ho contatto nessuno, un sogno come a certone che magari che aspettano l'esito del tampone e su a cazza pidi a rompere le palle, a fare lampione e sparano pure la gente. Io per precauzione, quando ho sentito dire di intro non mi smuovo più come mi smuovo ora, che contatti ne ho poco e niente in sostanza. Questa è una dimostrazione, perché delle persone devono parlare poco. Le persone, questo è il mio test diciamo, no, il mio test diciamo del contatto, delle cose che io ho fatto, che c'è la dimostrazione. Quelle che hanno parlato assai, che magari fanno un paese, che uno inghera un paese, che il sottoscritto ero positivo, io sono attualmente negativo. Dopo non mi faccio meraviglia se per caso, sperando mai un giorno magari posso risultare positivo, però io non auguro a nessuno e non rido sulle spalle di chi magari è stato contagiato, anzi auguro a loro una buona guarigione, una buona di stare attenti, diciamo, psicologicamente, e sperando che uno non sa da fare mai meraviglia di nauccio. Ciao Fabio, saluto a tutti e scusatemi per la mia interpellanza e la mia precisione, perché io sono preciso, ma non ho voluto dimostrare questi fogli per questo, per tante persone che dicono delle cazzate, delle minchiate in giro senza che è vero, pare che ci godono queste persone. Queste persone non devono godere con le cose degli altri. Non è una meraviglia uno che magari è stato contagiato. Anzi, queste persone devono essere aiutate. Io ho voluto fare di nuovo questa diretta per molta solidarietà per tutte le persone che sono attualmente infette e ricoverate all'ospedale. Insomma, sempre già Simo. Mi sa che sti diretti che sto facendo
stiamo diventando chiossasti dirette perché c'è qualcosa sempre da dire. Io mi diverto sempre a fare delle dirette di ridere e di fare dei TikTok per far ridere le persone, ma non mai per farle incazzare. Ma però se qualcuno mi vuole fare incazzare, ma che si diverta pure e spargere in giro delle falsità, non per me e per tutte le altre persone magari che non sono veritiere, questo non è giusto. Non è giusto perché attualmente chi è infettato, attualmente chi ha questo virus è positivo, e chi ci ha passato con la speranza e con l'ansia di aspettare un esito, che io sono stato all'ospedale, è brutto, e dopo sentirsi dire in giro, nominare il suo nome senza che è vero di una cosa, pure che forra vero, non si deve fare meraviglia a nominare i nomi delle persone. Insomma, stiamo attenti quando nominiamo delle persone positivi, negativi, di qua e di là, perché effettivamente qualcuno magari si vergogna se è positivo, ma non c'è niente di vergognare, perché oggi questa purtroppo malattia non la possiamo, diciamo, già muccattato. Può capitare. Oggi ho sentito dire pure 2 giocatori della Juventus sono esordi positivi, 2 giocatori del Milan positivi, esempio, parliamo di calcio. Significa che questa epidemia è un giro, sperando che con il vaccino possiamo lo so, pensavo stasera al Milan. Ciao Gallo, Mariella. No, niente, è una cosa per fare una bella precisione. Ci vediamo stasera la partita. Un abbraccio a tutti gli amici miei, paesani con paesani. Sono stato oggi stressante, ma siccome per la precisione ci tengo, e l'ultima parola è di lì perché io dico il giusto, purtroppo è così. Claudia Cancelleri, questa Claudia, insomma, ci sono caproni e senza cervello, esattamente la gravità del virus, sono in quarantena e le stesse del nucleo familiare esce normale, devono essere adottate misure rigide. Sì. Ciao Stefania, sì, è così, e purtroppo qualcuno si nasconde, ma non c'è niente da nascondere, non c'è una vergogna. Liliana Santana, ciao. Carmela Sicilia, ciao Carmela. Ciao Claudia. Gaetano Balsamo, allora, io questo voglio dire. Non c'è da fare queste meraviglie di nessuno. Sono persone che attualmente stanno facendo la quarantena e so benissimo cosa significa. E non fare un paese piccino, purtroppo è questo, non c'è niente da fare, e qualcuno magari sparla a chiedo, perché c'è una cosa che magari giochiamo alla ruota dell'otto, il numero all'otto perché giochiamo, ma insomma, lasciamo perdere. Ciao Vincenzo Bonsignore, quello che voglio dire è di stare tranquilli e speriamo che tutti si guariscano e qualcuno sto virus finisce di fare di tormentare tutte queste situazioni. Io mi continuo a fare un po' di TikTok che mi diverte più che assai. Maria Pia Barbagallo, ciao Maria Pia. Maria di Savoia, Marianna da Savoia, ciao Marianna. Gianni Nasc, Gianni, ciao. Allora, non so se hai percepito il mio messaggio, che tu l'altra volta mi hai detto, carissimo amico Gianni, il tampone, perché io ho letto i messaggi, il tampone è una cosa personale tua e quanto è personale tua lo devo andare a pagare. Il tampone non è una cosa personale mia. Il tampone è vero che è personale mia per la mia guarigione, ma è personale il tampone per la incolumità delle persone che incontri, perché effettivamente il sottoscritto entrando dalle farmacie, dei negozi, e può
per caso salutare o stare a distanza da 1 metro di qualcuno, da un negozio, e purtroppo quella persona risulta positiva, la preoccupazione esce. E se esce questa preoccupazione tu devi fare un tampone. E se il tampone io devo fare, non è per la mia incomodità un piacere personale, è per la mia incomodità, per i miei parenti e per gli amici che incontrerò, perché un virus è un'epidemia che contrasta. E il tampone deve essere gratuito, non deve essere che è una cosa personale. Se il virus, il decreto Conte ha dichiarato zona rossa, zona verde, zona gialla, ci sono paesi effettivamente che sono free, però ci adottiamo a livello nazionale, non siamo che a livello personale, come dicesti tu per me, è la stessa cosa. Esempio, Villa Rosa era free, potevamo essere zona verde, però ora siamo quasi che zona rossa. Ti voglio dire, il virus non è a livello personale, è a livello mondiale. Se io dichiaro che ho avuto contatto con uno positivo, l'ASP, che io dichiaro avuto contatto, ma a fare un tampone gratuito, non speculare per i soldi, questo ti volevo dire. Ma io che ho bella salute, io spendere 30 euro per la mia salute, per la salute dei miei parenti, per la salute degli amici che verranno magari sbadatamente, che mi posso andare a prendere una pizza o andare nel negozio, magari toccando qualche cosa si può infettare sbadatamente. Gianni, tu l'altra volta dici da cosa, da parola che mi hai detto, dici un tampone è personale, ma non è personale. Non avevo piacere di unire a fare un tampone. Se uno ha per fare il suo tampone vuol dire che vuole bene la sua famiglia, i suoi parenti, i suoi amici e le persone che incontrano. Il tampone deve essere gratuito, anzi sollecito per l'ennesima volta, mi pare che io sono, mi sa, news 24 ore capo 24 ore, non lo voglio fare perché io ho detto che la mia trasmissione delle dirette devono essere dei video divertenti, allegria e simpatia, però mi rompono purtroppo puntini un per 30 euro, però ci sono persone magari che non hanno soldi 30 euro per fare un tampone, magari sono asintomatici e si nascondono la malattia. Però se è una cosa gratuita che magari può fare a spendere 0 lire, qui che faccia questo tampone e il virus scomparisse. Allora, per questo ci sono tanti contagiati. I tanti contagiati è che non c'è l'agevolazione dello Stato, dei sindaci, mettere una convenzione per fare i tamponi gratis. Oggi a Villarosa sta succedendo che ci sono i tamponi gratis. Villarosa, ho visto, non so se è successo qualcosa, ma a Villarosa oggi ci sono stati i tamponi gratuiti per tutti. Come Villarosa, e spero che lo faranno a tutta l'Italia, a tutta mondiale. Così magari potremo sconfiggere sto virus. Ciao Calogero Lepane, Giuseppe e Gianbranco, salutiamo. E questo è appunto Stefano, ciao Andrea, Stefano. Allora, Maria Pia Bargato, ciao Maria Pia. Chiara Merulla, ciao Piera, e perché sto Gaetano Bar? Purtroppo che si fa meraviglia, e questo voglio dire. Allora, andiamo a fare, diciamo, ciao Giovanna Rina. Allora, io mi secca, non mi sedria in siciliano, qualcuno lo mi secca a dire sempre le stesse cose, però mi dispiace, lo dirò come sempre ora sta parola. Per sconfiggere l'assanno tralasciante sto 2020 e andiamo 2021, speriamo che è più buono del 2020, di aiutarci uno contro l'altro, perché effettivamente questa crisi che ci sono non è facile fare. Con tampone costa 30 euro, di una famiglia magari sono 5 persone, 5 per 3, 15, spendere 150 euro per un tampone, dopo ripeterlo fra 15 giorni sono 300 euro, ripeterlo fra 15 giorni sono altri soldi, sono 500 euro al mese. C'è chi lo può fare, c'è chi non lo può fare. E magari sta malattia, sta epidemia, uno solo ottiene sto virus magari asintomatico perché non può spendere questi soldi e magari ci imbricigniamo o ne potremo essere chiudere sta malinconia. Allora il sindaco
il sindaco e la regione siciliana stanno a mettere in testa di non fare le solite cazzate e pigliare la cartina e dire la Sicilia zona arancione, una volta zona rossa, una volta zona verde, una volta zona... non funziona così. Il virus si sconfigge facendo un vaccino, che dobbiamo farci il vaccino e dobbiamo con tutte le autorità, ASPI, ospedaliere, tutti uniti, di metterci d'accordo e di fare i tamponi a tutti e chi è risultato diciamo positivo o ha avuto contatti di stare 10 ore a casa a ripetere sto tampone dopo in attesa del vaccino, sempre gratuito, parlo di gratuito, e così possiamo sconfiggere sto virus. Io non sogno che magari qualcuno mi ha spinto a fare questo cosa, è una cosa naturale che mi viene dalla bocca e lo ripeterò, e non ho mai studiato niente, che quello che stai dicendo è sempre in diretta, senza leggere, che sto io non ho leggiuto niente, non mi ha scritto niente. Questa è la cosa nel mio esito della situazione. Salvatore Lendiri, ciao Gianni, allora ti spiego, vediamo, Gianni, tu mi spieghi, allora ti spiego, se l'ASPI ti chiama e ci va, non vai, ma ci vai, dico, allora Gianni, lo so che sei una persona, se aspettiamo l'ASPI ti chiama, io lo so, l'ASPI forse ti chiamerà quando la persona può dichiarare quello che ha avuto contatti, quando forse si riprenderà. Io ho detto che mio cugino che ha avuto contatti stava troppo male, non poteva neanche parlare e pertanto non poteva nominare persone che magari ha avuto contatti con lui. Mio cugino poteva scrivere e ha detto: ragazzi, su Facebook, che ha avuto contatti con me, mi dispiace, sono stato positivo al Covid. Cosa significa? Tutte le persone che erano state in contatto con mio cugino Vincenzo si sono allarmati e per farsi i controlli prima che l'ASPI facesse le sue indagini tramite mio cugino per vedere che ha avuto contatti. Allora è meglio che i 100 che abbiamo letto che mio cugino è stato contagiato, non andare all'ASPI a dichiarare, non che si aspetta l'ammalato prima che si riprende e dire quanto tempo passava. E quanto tempo passava? Gianni, non condivido la tua situazione, però io ti dico solo una cosa, con la mia diretta, con la mia buona volontà, con le mie chiamate che ho fatto, il buon senso e grazie al sindaco di Villarosa, qualcosa si è smuovuto, qualcosa si è mosso e ti dico che oggi faranno i tamponi gratis a Villarosa. Non è come dici tu, non significa che l'ASPI, mi disse uno dell'ASPI che deve essere quello ricoverato a dire tutti i nomi cui era contagiato, ma che non si può ricordare con qua salutato. Quello che abbiamo salutato possiamo ricordare, Vince. Che io chiamo o conto delle sorde. Gianni, io ti non stai capendo. È vero che dice tu. È vero la burocrazia, dobbiamo eliminare questa cavolo di burocrazia. Mi dispiace Gianni che sto alzando la voce, ma non è come dici tu. È come dici tu per legge, per scritto, per burocrazia, per fottere la gente che tu puoi volere o volare una macchina a pagamento. Non è così, perché io ti dico e ti assicuro, quando sono andati all'ASPI, e non so se era a regola perché aveva chiamato la finanza e Caraboniere e quella le autorità, se quelli che facevano il tampone non erano raccomandate. Siccome perché c'erano che stavano facendo i tamponi, che c'era là con la macchina perché non facevano scena a noggio, quando siamo arrivati noi, dove siete? Di Villarosa, io dico la verità. Da Villarosa dice: perché siete venuti qua? Ci ho spiegato la situazione, perché c'è stato un mio cugino ricoverato all'ospedale e 8 giorni fa io sono stato in quarantena, 8 giorni aspettai io lunedì per farmi assicurare la mia vita dei miei parenti e la vita in completà. Se ne fottete e ne mannaro, non è giusto. Dite mi viene a fare un tampone perché ho dichiarato, andavano dopo di mio cugino e constatavano se io dicevo la verità. Secondo me era la cosa giusta che ho fatto. Io avevo 6 giorni quando mio cugino si ricoverò all'ospedale di Indro, non mi sono mosso per cautela.
siccome c'erano giorni di festa, lunedì era giusto, sono andato a farmi il tampone. Visto e considerato che l'ASPI non me l'ha fatto, qualcuno dall'ASPI, però c'erano qualcuno che l'ha fatto, che gli veniva, che aveva fatto una diretta, siccome io bordello ne voglio fare, bordello e casino, aveva fatto una diretta per quelli tamponi che loro stavano facendo, non so se gente erano tutte raccomandate a farle, erano gente di N, qualcuno magari che sparagnaro ste sordi perché so che dà cozza di gente, ma dire tutte cose. A me dire tutte cose, non mi pare parlare, perché succede che c'è sempre la raccomandazione. Allora io, siccome ci tengo per la mia salute e per la salute dei miei familiari, per la salute di qualcuno che incontrerò, degli amici che voglio bene, mi affitto un tampone a pagamento. Un tampone a pagamento non è che io effettivamente è un piacere mio, è un piacere mio, è un piacere pure per l'incomunità di tutti i cittadini che incontro. Gianni, secondo me tu certe volte sei un po' diciamo con la legge, ma se la legge è legge, a fare taglia carrozze, la legge si deve adottare con il senso giusto. Se tu non vuoi l'epidemia, se tu non vuoi che c'è la Croce Rossa, la Croce Verde, la Croce Cosa, deve adottarsi che aiutare per la gente a fare un tampone, ma questo virus non si sconfigge mai. Non è che mi arrabbiare perché effettivamente che tu mi dici effettivamente per legge, perché se faremo le cose per legge non ne libertiamo più, che si deve eliminare la burocrazia. Burocrazia. Io so che attualmente che ancora l'ASPI deve fare i tamponi alle persone che ci toccano di fare un tampone, che ci sono state delle persone positive che siccome ancora ce n'è chi da fare un tampone, oggi che è martedì, chiave 6 ore che ancora aspettano questa gente che ce n'è chi a fare un tampone a casa e sono a quarantena. Se aspettiamo queste cose, se queste persone per caso niscono fuori sbadatamente, impricignano tutte cose, infettano a tutti. Siccome so che sono delle persone oneste, stanno a casa e lo so, non è meglio che queste persone se ne vanno a ricevere un tampone, non aspettare a che lo dichiari. Vabbè, meglio che mi dispiace, alla fine sta burocrazia che ne fotte. Se ancora c'è sta burocrazia è una speculazione di soldi, perché tutti la gente si scandano e si vanno a fare a pagamento un tampone. E chi avevano altre persone che speculano i soldi? Ieri aveva detto questa situazione qui. Ora io ringrazio il sindaco di Valorosa che si è smuovuto e c'è i tamponi gratis, solo che studiamo. Allora. Ciao, salvo Fattuzzo, la Vittoria, ciao. Scusatemi. Che succede? Gianni, quelle che stiamo facendo a Bellorosa, credo che sono istantanee che a 15 minuti c'hai il risultato. Dopo si ripeterà, tu dico, che già ne sono informato, fra 8 giorni faranno quell'altro test. Dopo c'è quelli che manderanno a Catania che cosa hanno. E ti dico come funziona. Intanto sei negativo di questa situazione. Minzo fresco ci sei. Dopodiché si faranno quelli mano a mano, gradualmente. Ma già incomincia a fare un test, quelli serologici e quelli istantanei. Già è una cosa normale. Però già quelli istantanei ci sono persone che sono risultate positive e stanno facendo le quarantene. Perché aprendo delle attività, come ben sai, di comunali, essendo che gente che tagliano comuni, enti pubblici, per forza maggiore hanno fatto i tamponi. E per forza maggiore, sfortunatamente, un dico che il 100% è risultato positivo, ma il 30% è risultato positivo. Chi che hanno fatto? Pensa che di gente che l'hanno fatto. Che significa questo? Intanto fanno la quarantena in attesa di altri tamponi. E deve essere sempre gratuito. Quelli che hanno fatto gratuito tramite l'azienda che magari devono andare a lavorare e se ne è occupata l'azienda, ma tante persone libere cittadine, disoccupate eccetera eccetera
perché magari non sanno che sono positivi, non hanno fatto il tampone magari per non spendere i 30 euro perché non è gratuito, giù che voglio arrivare, se mi facete parlare, siccome mi interrompete, è giusto che tutti facciamo tamponi, o l'hanno a fare solo gli enti pubblici, quelle che magari l'azienda obbliga a farle per forza. Se oggi per esempio a Bellarosa non so quanti positivi ci sono e non voglio dare il numero perché a me i numeri mi dicono e non so se sono veritieri o no, per non fare allarmismo, io non faccio creare allarmismo, sono risultati un bel po', che significa perché sono quelli dell'azienda di qua e di là hanno fatto i tamponi. Che dei privati, che magari ci sono un sacco di persone private, che significa che di zone private che magari non l'hanno fatto, che possono essere asintomatici. E io dico che effettivamente che a tutti ne avessimo anche a fare un tampone, tutti, non escluso nessuno, non escludo nessuno. Se tutti facessimo il tampone sappiamo tutte le situazioni e ne mettiamo tutte in quarantena. Però il coso deve essere gratuito. Così ne potremo levare la melanconia. Gratuito, gratuito. Perché ci sono delle persone che non si possono permettere a fare il tampone a pagamento. E basta. Un decimo che magari è una cosa personale, una cosa a piacere di tutti. O virus niente a piacere mio, a piacere del virus. È la questione di tutti noi. È la questione che effettivamente siamo soggetti che potremmo ammescarlo a tutti. E allora significa che andiamo a dare una mossa, il primo cittadino di Villarosa, primo cittadino di Enna, primo cittadino della provincia di Tuttebani. Un sogno che per fare che sogno io, che avesse a risolvere le situazioni, ma è una cosa semplice, una cosa banale in tanto senso, è una cosa di buon senso per tutti. E allora, se non si fa così, vuol dire che c'è sotto altre cose. Ciao Carmelo Dalù, salutiamo Caldararo, salutiamo Elsa, ciao Elsa, Melanie, ciao Melanie, Dusso, Giuseppina Di Bella. Bravo, Giuseppe, e chi si vuole arrivare? Il tampone deve essere gratis per tutti, non si aspetta la persona magari che dichiarerà quella cosa. Io dico che a tutti il tampone deve essere gratis, sì, a lotta amica, il tampone deve essere gratis per tutti, a prescindere dalla situazione. Non c'entra niente la situazione, cosa penso, ogni tanto fanno una diretta e dicono a Bellarosa, Proenda, Cartasetta, positivi questo, positivi quello, però alla fine non c'è la massima cautela, una massima saggezza, una massima, diciamo, come si dice, coerenza di tutti gli amministratori, di tutte le persone che si mettono d'accordo di dire o tampone facciamolo fare volontariamente cosa vuole fare, e io dico di costringerlo, perché ogni niente tampone niente, io un fiocco che ti mettono da naso, dici è quello siero positivo, siero che come si chiama, aspetta, è quello sierologico, allora è quello rapido infettivologico, insomma è quello rapido ai 15 minuti, intanto facciamo questo e poi si fanno altri controlli specifici e basta. Non è detto, penso che cose male, è detto che il tampone deve essere gratuito e dopo come viene si conta. Sappiamo sconfiggere, se questo 2021 lo vogliamo passare in santa pace, tranquillo e sereno di tanti punti di vista. Katia Iannello Orazio, ciao Katia, salutiamo Katia. De Rosi, ciao De Rosi. Io questo voglio arrivare e per me c'è una lotta continua e lo dirò sempre diretti, è come so io, è come una pubblicità. La pubblicità talmente te la fanno rivedere centinaia e centinaia di volte, una volta sei disattento, una volta non ti interessa, una volta, però certe volte dice, voglio vedere so che dice Gio Cretino, dopo magari Gio Cretino gli aveva ragione a dire sta cosa funziona, a fare così, a vedere sempre.
Ciao Giovanna Graziano, Rosanna Ippolito, salutiamo e un buon pomeriggio. Io mi lotterò con le mie dirette, mi difenderò che il tampone deve essere gratuito, non deve essere a pagamento, ma non si può sconfiggere, perché effettivamente c'è chi può pagare e c'è chi non lo può pagare. Chi non lo può pagare magari infetterà tutto il mondo e magari si vergogna a dire che si sente male. Un salutone a tutti, scusatemi.